Guardate che bello, come ci accolgono bene qui alla Iritech. Buongiorno a voi. Allora, con chi iniziamo a parlare? Abbiamo il dottor Navarra e il dottor Giardina. Giardina, esatto. Perdonami che mi avevano detto il tuo nome, ma me lo sono scordato. Parliamo di irrigazione, direi assolutamente. Prima abbiamo fatto un piccolo cappello introduttivo per capire la microirrigazione, com'è l'evoluzione che ha avuto questa tecnologia nel tempo. Adesso entriamo su quello che sono i vostri prodotti e ci descrivi e ci racconti. Bene, la Iritech è produttrice di impianti di irrigazione, quindi di tutti i manufatti che sono stati realizzati e installati, che potete vedere in un qualsiasi campo. È un'azienda che produce materiali in polimeri, quindi la nostra expertise è nella tecnologia dell'estrusione e dello stampaggio dei polimeri, quindi tradotto nella tecnologia della realizzazione degli ali gocciolanti e delle tubazioni e dello stampaggio di tutti gli accessori che servono per connettere gli ali gocciolanti e le tubazioni in campo, perché non è che gocciolano da sole, ma hanno bisogno di essere connesse anche alla fonte idrica. Quindi noi abbiamo la possibilità oggi, dopo 40 anni di storia, di poter fornire un sistema completo. Noi diciamo sempre ai nostri clienti che dal raccordo che va avvitato sull'uscita della pompa sino al gocciolatore noi possiamo offrire tutto, ma non perché lo reperiamo sul mercato, ma perché siamo produttori e quindi noi abbiamo il know-how di ciò che stiamo proponendo. E quindi gli impianti, anche la disposizione sul terreno, è una disposizione fatta ad hoc perché abbiamo anche la possibilità di progettare l'impianto e quindi non solo di stabilire il dimensionamento idraulico, ma anche di fare un impianto occasionato, cioè per la coltura, perché tutti i nostri progettisti sono agronomi e quindi partono dall'esigenza della pianta e arrivano all'esigenza della pianta con l'applicazione del prodotto in campo. Qui vediamo alcuni esempi, no? Siete stati bravi, li avete installati ieri, le piantine sono ancora vive perché trapiantarle sotto questo sole, diciamo, insomma, siete stati anche bravi. Possiamo entrare nel dettaglio, non so se ne valga la pena, decidi tu, di questi che sono gli esempi che ci avete presentato. Sì, ci possiamo spostare e così chiediamo ecco, vediamo che intanto il video sta mostrando. Visto che stai riprendendo, questo è un po' il cuore, no? Allora, sì, l'impianto proposto da Iritech è un impianto, ormai si usa la parola smart, quindi è un impianto molto facile da utilizzare e che rende tutto ciò che è l'interfaccia di gestione delle irrigazioni più semplice all'agricoltore. Il cuore è proprio questo aggeggio qua che si chiama Commander Evo. È la nostra centralina, ma Commander Evo non è solo un attuatore, Commander Evo è principalmente un sistema che comprende la ricezione delle informazioni del campo tramite sonde di umidità, di temperatura, del terreno e delle informazioni della pianta e poi organizza queste informazioni e organizzerà le gestioni future dei turni irrigui e quindi apertura e chiusura valvole, ma cominciando dal filtro che possiamo vedere qui. Questo è un filtro a dischi autopulente che viene lavato dal Commander Evo, cioè significa che quando un sensore di differenza di pressione si accorge di una differenza limite, la macchina comincia a inviare un input per un controlavaggio del filtro, cioè il filtro da solo si pulisce e ritorna alla differenza di pressione desiderata. Da questo poi avremo anche la gestione della fertilizazione, cioè abbiamo la possibilità di inserire il concime, quindi i fertilizzanti nelle varie specie, quindi azoto, fosforo, potassio e microelementi, all'interno dell'ala gocciolante e quindi dotare, come diciamo noi, ogni singola goccia delle sostanze nutritive essenziali che la pianta ha bisogno. E andando a ritroso sull'impianto, perché per noi a ritroso è verso la goccia perché è l'ultima parte, andando a ritroso sull'impianto incontriamo la valvola di irrigazione che deve essere comandata con certezza. Io ho necessità di farla aprire e chiudere con grande precisione perché non posso evitare, ad esempio in una giornata così calda, di non innaffiare il mais, perché
lo metterei sicuramente in stress e lo metterei sicuramente nelle condizioni non desiderate. La valvola e i contatori idrici che mi dicono quanto acqua è passata e che mi raccolgono tutte queste informazioni all'interno di uno storico che mensilmente o settimanalmente, a secondo dell'impostazione dell'azienda, io posso ricontrollare in maniera minuziosa per capire dove limare, dove aggiustare, dove aggiungere o cosa mantenere. Quindi questa è la base dell'irrigazione smart o 4.0, come tutti vogliono in questo momento definirla, e senza una base di questo tipo non si può costruire nulla. Quindi noi non possiamo costruire sulla sabbia, come diceva la Bibbia, dobbiamo costruire sulla solida roccia. Se non esiste la solida roccia non c'è costruzione che possa tenere. Beh, direi una conclusione biblica con cui tanto di cappello, ti ringrazio moltissimo, è stato molto interessante